Come cambia un paese fatto di saperi e di sapori di un tempo? Come cambia un paese tra storia e innovazione? Dalla tradizione delle botteghe che hanno fatto la storia di Zero Branco, ai mercati, alle nuove opportunità. Tutto questo nel nuovo viaggio di itinerari turistici. Sindaco, buongiorno. Bentornata Ida. Sindaco, un paese Zero Branco che è fatto di saperi, sapori e relazioni di un tempo, ma è proprio così? Sì, è ancora fortunatamente così, mi viene da dire. La nostra cucina e la nostra tradizione e la coltivazione orticola, che qua a Zero Branco anche storicamente è sempre stata preponderante, si perpetua nel tempo, anche se con qualche aggiornamento. Zero Branco è il paese del peperone, il paese del radicchio, il paese dell'asparago. Tradizioni antiche, importanti perché? Sono parte della nostra tradizione proprio perché, come si diceva prima, la base di questo paese è una base agricola e si basa quindi sulla produzione orticole. Ma diciamo che storicamente qua a Zero Branco c'è sempre stato un commercio vivo e fiorente, ne è prova insomma il mercato di Zero Branco che si celebra il sabato mattina. Fin dalla fine della Serenissima Repubblica di Venezia c'è questa tradizione che è stata anche riconosciuta dalla Regione Veneto come luogo storico del commercio. Questo è Zero Branco. Dalle botteghe che hanno fatto la storia di questo paese alla modernità, ai nuovi progetti, Sindaco. Sì, rimangono i luoghi e rimangono le attività storiche, ma in un'ottica rinnovata, in un'ottica nuova. Abbiamo ricevuto anche di recente comunicazione che 3 dei nostri negozi sono stati riconosciuti dalla Regione Veneto come luogo storico del commercio. Allora vogliamo fare, Sindaco, un passo indietro nel tempo. Cosa dice? Facciamo una passeggiata nel centro di Zero Branco? Partiamo proprio dal centro di Zero Branco per scoprire questo collegamento tra passato e futuro. Sono passati più di 100 anni. Ma come cambia Zero Branco? E come cambiano le produzioni, le nuove attività? Ma come abbiamo visto 100 anni fa, Zero Branco in questa cartolina pullulava di persone, di attività e soprattutto era viva come lo è adesso. Adesso c'è bisogno però di un impegno differente, c'è bisogno di aggiornarsi, di ammodernarsi e anche, perché no, di trovare soluzioni nuove. Anche per questo abbiamo deciso di aderire al bando della Regione del Veneto sul distretto del commercio e quindi magari adesso, facendo 2 chiacchiere col direttore, capiremo un po' meglio di cosa si tratta e quali sono le opportunità che questa nuova risorsa può portare al nostro paese. Buongiorno direttore. Buongiorno Ida. Ecco come cambiano i tempi. Vogliamo spiegare ai nostri telespettatori cos'è e come opera un distretto del commercio? Il distretto del commercio di Zero Branco è innanzitutto un partenariato tra l'amministrazione comunale e le associazioni di categoria. È nato nel 2019 in risposta a un bando regionale che ha finanziato tutta una serie di attività concordate, progettate e che hanno portato dei risultati importanti per le imprese del territorio e per la nostra Zero Branco, che è un comune splendido e meraviglioso. Che beneficio concreto ne hanno le imprese del territorio? Le imprese del territorio hanno potuto partecipare a ulteriori 3 bandi promossi dal Distretto del Commercio, 3 bandi che hanno finanziato la ristrutturazione e l'ammodernamento dei punti vendita, hanno finanziato il digitale e hanno finanziato la rimessa sul mercato e la riapertura e rigenerazione di locali sfitti. Si riesce a fare squadra, anzi no, si riesce a fare famiglia. Si deve fare squadra, si riesce a fare comunità, si riesce a fare famiglia. È nato uno spirito di gruppo molto importante tra imprese e cittadini che hanno collaborato in questi anni, nelle molte riunioni, nei molti appuntamenti che abbiamo realizzato, e quindi questo è sicuramente uno degli obiettivi raggiunti dal Distretto del Commercio.
Via principale di Zero Branco, i fiori alla mia destra, la fioreria, una delle attività che ha accettato questa grande sfida, ha accettato uno di questi bandi. Andiamo a vedere. Andiamo. In un tempo dove la digitalizzazione è importantissima, Cinzia ha colto questa opportunità, vero direttore? Sì, Cinzia ha partecipato insieme ad altre 10 imprese al bando messo a disposizione dalla Camera di Commercio, un bando sul digitale per l'innovazione. Hanno fatto un sito, hanno fatto un'attività digitale nuova e adesso ce la racconta. Sì, noi abbiamo preso al volo questa opportunità e abbiamo fatto un bellissimo sito web che adesso stiamo per ultimare in questi giorni, e abbiamo la possibilità di vendere il nostro prodotto sia web e anche la possibilità comunque che la gente ci veda in un altro sistema, in un'altra maniera, e possa venire anche qua dopo ad acquistare. Il distretto del commercio, in collaborazione con il comune di Zero Branco, oggi è detentore di un nuovo marchio. Sì, è vero. Ho avuto la felicità di partecipare a questo concorso di idee per l'ideazione di un marchio e ho vinto e sono felice di donarlo al distretto del commercio per i suoi scopi. Un marchio che ha sì il suo perché, ma anche il suo vero e proprio disegno. Certo, l'esagono riproduce la piazza, la curva riproduce l'ansa del fiume Zero e i colori sono quelli tipici dei nostri prodotti, quindi il peperone, l'asparago, il radicchio e il verde e gli azzurri della nostra terra e del nostro fiume. Era il 1926, esattamente 100 anni fa, quando il dottor Ettore Santarello apriva la prima farmacia di Zero Branco. È iniziato tutto appunto con mio nonno nel 1926, che ha comprato una precedente farmacia, e poi nel 60 è succeduto mio padre Mario Santarello e io sono entrato nel 2003. E come è cambiata nel tempo la farmacia? Perché io penso che lei si ricorderà di quando era bambino. Una volta era molto più una farmacia speziale di preparazioni galeniche, un rapporto completamente diverso. Adesso è molto più informatizzata, molto più orientata ai servizi. Effettivamente io ho partecipato a 2 bandi e ho approfittato per cambiare tutto l'impianto di videosorveglianza e allarme. E poi ho approfittato anche per cambiare tutti i terminali al banco, scanner, proprio per offrire sempre un servizio più veloce, puntuale ed efficiente per la popolazione. Poco meno di un anno fa questo era un locale vuoto, sì, un locale sfitto. Adesso, come vedete alle mie spalle, brulica di accessori, di vestiti e di commercio, di nuove opportunità, vero sindaco? Sì, è vero. Intanto dobbiamo fare i complimenti a Claudia, che ha avuto il coraggio e la forza di provarci, e poi anche grazie a un piccolo sostegno che il distretto del commercio di Zero Branco ha dato alle attività che aprivano appunto nei locali sfitti. Claudia, esattamente, così è andata. a distanza di meno di un anno, com'è il tuo lavoro qua? Ma soprattutto tu, come ti senti? Dico che ogni mattina che apro la porta di questo negozio vedo il mio sogno realizzato, ed è soprattutto compreso questo sogno perché le clienti entrano, si affidano e si sentono a casa qui. Si dice che nella vita si parte sempre da un punto di appoggio, sì. Tu sei partita proprio da questo punto di appoggio per esplorare un mondo nuovo. Esatto, il punto mio d'appoggio è la famiglia, e su questo io ho costruito delle fragranze. Ho una boutique, ne ha 5, ognuna di loro fa parte di un componente della mia famiglia. Ogni numero corrisponde ad una data ed ogni fragranza ad una sensazione. Sì, ma la famiglia naturalmente verrà ampliata. Prima la tua famiglia e poi la famiglia dei nostri clienti. Grazie, esatto. Claudia. Prego. Complimenti. Nel 1929 abbiamo la crisi depressiva di Wall Street e nel 1932 si apre questa ferramenta in quello che era una volta via Roma qui a Zero Branco. Dopo la crisi del 29 il mio prozio Virginio Zottarelli viene a Zero Branco da Roncade e fonda la prima ferramenta Zottarelli. Com'era
la ferramenta di una volta? Cosa si vendeva in ferramenta? Cosa veniva richiesto? Nei piccoli paesi si vendeva di tutto, dai materiali ferrosi ai chiodi, alle pentole, ai colori, ai solventi, qualsiasi cosa necessitava per la popolazione in un paese di campagna come Zero Branco. Noi offriamo, oltre alla merceologia che abbiamo, la professionalità che la gente oggi ci richiede, perché le nostre armi contro l'e-commerce e la grande distribuzione organizzata è la professionalità e noi possiamo dargliela. Lino, 86 anni, ma cosa si vendeva una volta qua in ferramenta? Si vendeva di articoli necessari per il contadino che doveva lavorare a terra, che doveva fare l'orto, che doveva fare tutte quelle robe. Ma durante la settimana che aveva da lavorare, quindi e veniva a torsi quando? No, e veniva a torsi, stava in bottega lo stesso, ma non aveva niente da vendere perché non aveva tempo di venire a settare la roba. Ma loro venivano a comprare di sabato e di domenica, quindi sì. Si teneva aperto anche di sabato e di domenica. Certo. Vero? Sui ganci, che erano come questi, ma c'erano altri scaffali, altri soffitti. Perché c'era piccato? C'era piccato tecce, pignate, gabbiette per uccellini, eccetera. E mi diceva, tiralo che ha pignata là che è piena di polvere. E poi là. Sindaco, facciamo una cosa diversa oggi, andiamo a ritroso nel tempo. Sì, le botteghe, ma prima delle botteghe si comprava al mercato. A Zero Branco abbiamo un mercato storico che appunto parte dagli ultimi anni della Serenissima Repubblica di Venezia. Ma poi anche qua a Sant'Alberto, che è una delle frazioni, siamo partiti con un piccolo mercato che ripercorreva appunto il ricordo storico di quando una volta c'erano le bancarelle che si affacciavano sulla piazza. Infatti i prodotti che vengono coltivati anche nei campi, nelle zone qua del nostro paese, nelle zone limitrofe, si possono trovare nei banchi del mercato colorati e splendidi come li stiamo vedendo adesso qua. Ed eccoli qua i prodotti del territorio di Zero Branco. Può mancare radicchio, specialmente in questa stagione? No, certo che no, non può mancare. Anche perché adesso è un momento che è buono, dolce, tenerissimo e dà un aspetto eccezionale. Lasciamo Zero Branco, piccolo paese della Marca trevigiana abitato da gente, cose e lavori. Ma se hai grandi idee, il mondo verrà a trovarti. Grazie, gentili telespettatori, di essere stati ancora una volta in nostra compagnia. Io vi do appuntamento al prossimo viaggio di itinerari turistici.